Il complesso nuragico di Barumini svetta nel cuore della pianura del Campidano, depositario di tanta storia millenaria. L'area archeologica su Nuragi, portata alla luce a partire dagli anni 50, risale al XV secolo a.C. ed è formata da un importante nuraghe complesso quadrilobato, con 4 torri laterali e una cortina anteriore con 7 torri, e da un esteso villaggio ubicato intorno e costruito nei secoli successivi. Un luogo unico nel suo genere, per questo ormai dal 1997 è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La parola nuraghe significa mucchio di pietre o cavità, che va a indicare un tipo di architettura militare con mura e turrite. Finora in tutta l'isola sono stati censiti oltre 7.000 nuraghi, fra torri singoli e nuraghi complessi, e nel territorio di Barumini ne compaiono circa una trentina. Su Nuragi il più rappresentativo dei nuraghi complessi, con funzioni strettamente militari, molto simili ai castelli medievali, pur essendo più antichi di quasi 3.000 anni, servivano infatti per difendere il territorio circostante. Successivamente verranno riadattati e riutilizzati fino all'età del ferro e talvolta impiegati anche dalle popolazioni posteriori a quella nuragica, come cartaginesi e romani. Su Nuragi presenta una stratificazione culturale di oltre 2000 anni, cioè dal 1500 a.C. al VII secolo d.C.